Benvenuti all'ippodromo Arcoveggio per questa 27esima giornata di corse. Stiamo per andare ad assistere alla prima di queste 8 corse proposte del pomeriggio, è il premio Abruzzo, uno dei tanti cavalli degli anni 70-80 che hanno stati protagonisti di questa pista. Leggiamo il campo dei partenti. Sono ovviamente diventati 12 dopo il ritiro del numero 6, Illusionista HP. Con il numero 1 Maurizio Cheli porta in pista i Meati, 2 Ignazio Capar con Davide Di Stefano, numero 3 India LJ Pietro Gubellini, 4 Inauro di Poggio Massimo Barbini, 5 Inca dei Daltri, e con Inca dei Daltri terminano i cavalli della prima fila. Seconda fila, numero 7 Italo Ser Manuel Pistone, 8 Interstellar AS Roberto Vecchione, 9 Ilio degli Dei VP dell'Annunziata, 10 Igalo Zac Lorenzo Talpo Junior, 11 Iron Man MTT Mario Greco, 12 Gino Lor Davide Cangiano, 13 Dilio del Ronco Lorenzo Besana. Cavalli sono di rincorsa dietro l'autostart, dico di rincorsa perché la seconda fila è assolutamente molto disomogenea. E non so se la macchina ha già acceso le luci, no, sembra di no, sembra che la macchina abbia raccolto quello che riusciva a raccogliere e ci si propone nella retta delle tribune per dare il via alla corsa. La macchina stacca e parte questo primo evento del pomeriggio. Il più veloce è il numero 3 India LJ, alla corda tiene Imeati che però sbaglia numero 12 Gino Lor squalificato, Capare, quindi in seconda posizione. Numero 1 Imeati squalificato, di Garruto, Inca numero dei 2 Ignazio Capar, Capar c'è una serie squalificato, di rotture, una serie di squalifiche. Di sicuro davanti è rimasta India LJ che era appoggiata al gioco, e quindi questo è già un segnale su quello che potrebbe essere lo svolgimento della corsa. Ovviamente Pietro Gubellini ha fatto buona parte del lavoro. Numero 11 Iron Man un 33 MTT complessivo per i primi 400 metri, e dopo veramente una serie di squalifiche interminabile andiamo a contare quelli che sono rimasti, che sono più o meno 6 ancora agganciati al treno di testa e uno che segue da lontano. 600 metri in 46,5 dopo un 16,2 molto di rallentamento nella curva, e Pietro Gubellini comanda con India LJ. Poi abbiamo Inca dei Daltri, in terza posizione Elio degli Dei, poi abbiamo il numero 8 di Interstellar AS e il numero 10 di Igalo Zac. Si è arrivati a 1-2-1 per gli 800 metri con un 15,6 di parziale. Sbaglia, si butta di galoppo anche l'allievo di Manuel Pistone, Italo Ser, e quindi rimangono ancora numero di meno. Prova a venire Italo a destra Ser, Elio degli Dei quando siamo al chilometro 17,5, la media chilometrica, accelera il leader in India LJ, e invece il parziale sempre più cattivo di Ilio degli Dei che si lancia appunto all'inseguimento. Gli altri perdono contatto, rimangono in due fondamentalmente. 14,5 per la retta delle scuderie, si entra in curva con sicuro leader India LJ seguito da Ilio degli Dei, e poi gli altri che seguono un po' a distanza con Interstellar S che si candida in questo momento come terzo possibile. Si entra in retta d'arrivo, 14,8 per la curva, saldo al comando di LJ. Pietro Gubellini vede avvicinarsi il pallo, non ci prova più Ilio degli Dei che deve difendersi da Interstellar AS. Vince il numero 3 di India LJ, secondo posto per Ilio degli Dei, 1,15,7 la media chilometrica, 2,1,6 per portarsi a casa questo premio Abruzzo. Quindi vince India LJ, questa femmina da Varennes e Si Etoile del Rio, allenata da Harry Rantanen per il signor Stefano Bondi.